Agrigento, alle fabbriche chiaramontane, è stata inaugurata ed è visitabile fino al 22 maggio la mostra Trademark a cura di Marco Meneguzzo, tra le forme e i singoli colori puri che nell'arco di 40 anni hanno reso celebre l'arte di Pino Pinelli, protagonista della pittura analitica nata in Italia negli anni 70. Sono 15 le opere in mostra ad Agrigento, selezionate dalle collezioni di privati e gallerie e realizzate da Pinelli dal 1975 ad oggi. Pino Pinelli è nato a Catania nel 1938 e lavora a Milano dal 1963, dove ha vissuto da vicino la stagione artistica animata da Lucio Fontana, Piero Manzoni ed Enrico Castellani. Ascoltiamo lo stesso Pino Pinelli al nostro microfono. Abbiamo ascoltato la sua bellissima e emozionante presentazione. Lei ha chiuso il suo intervento dicendo per tutto questo tempo mi sono impegnato a muovere la materia, a cercare e spostare la luce. Raccontiamolo anche al pubblico. Sì, beh, certo, la luce è l'elemento fondante del fare pittura. L'arte è essenzialmente l'arte di prendere la luce. Perché è come con la luce, come dire, ne disegni le differenze, con la luce ne senti i movimenti interni, ne senti le pulsioni che ci sono e riesci anche ad avvertire il senso del tempo. La luce è quell'elemento che fonda essenzialmente ed è fondante per, diciamo, guardare e gustare un'opera d'arte, naturalmente pittorica o di scultori, si intende, in questo senso. Abbiamo visto tanti bambini qui alla mostra, qualcuno ha fatto qualche domanda imbarazzante, che cosa le hanno chiesto? Ma no, essenzialmente i bambini chiedono sempre di cosa sono fatti i suoi lavori, ma non ci sono misteri, i miei lavori sono fatti diciamo di materiali che non sono strettamente canonici, sono materiali che servono anche per altri scopi che però io modifico, perché anche questo fa parte di quella sperimentazione per cui una certa generazione di artisti in un certo senso si impossessa di tutto ciò che oggi la tecnologia, i materiali nuovi ti danno, per però mutare i connotati di questo, perché se no sarebbe banale se tu prendessi una cosa, la riutilizzi esattamente per come è, ciao, e per come è, la capacità di cambiare i codici, di trasformare, è sempre un atto di magia in un certo senso, ecco.